Cari telespettatori, eccoci qua nel nostro consueto spazio dedicato all'approfondimento con il sindacato dei pensionati, lo SPI-CGIL del Veneto, e quest'oggi invece non parliamo soltanto di Veneto ma parliamo in modo particolare di Vicenza. Qual è la situazione nel Vicentino? Come opera, di che cosa si sta occupando in modo particolare lo SPI-CGIL di Vicenza? Per parlarne, nostra gradita ospite, Chiara Bonato, segretaria generale SPI-CGIL Vicenza. Benissimo, e allora incominciamo subito a vedere. Qual è la situazione? Che cosa fate? Come siete strutturati? So che avete anche tante iniziative particolari per il territorio. Intanto Sì. che ambito occupa? Allora, intanto buongiorno a tutti. Lo SPI-CGIL è una realtà molto forte all'interno della provincia di Vicenza, contiamo circa 26.000 iscritti in tutta la provincia. Siamo suddivisi su 15 leghe nel territorio. Tenga conto che Vicenza, la provincia di Vicenza è per definizione una provincia policentrica, nel senso che c'è il capoluogo di provincia ma ci sono anche molte realtà territoriali, città molto importanti all'interno della provincia, Schio, Bassano, Thiene eccetera, e quindi molto anche popolose, anche insomma, molto popolose e che hanno anche una storia di comuni molto importanti, e quindi siamo presenti con 15 leghe nel territorio, 15 leghe che c'entra poco ma per la maggior parte sono rette da donne, e questo è un vanto. È una cosa particolare. È una cosa particolare, non succede spesso che le donne riescano ad arrivare a posizioni di responsabilità. Purtroppo è difficile anche nel sindacato, ma è stato fatto un lavoro nel corso degli anni per rafforzare la presenza femminile anche all'interno del sindacato. Cosa ha comportato questo? L'avere più donne all'interno del sindacato dà una sensibilità diversa ai problemi, aiuta anche altre donne, anche le più giovani, a impegnarsi, ad interessarsi, perché credo sia una rete positiva di avanzamento quella che le donne devono mettere in atto. Allora, tra le tante iniziative, dopo comunque le dobbiamo raccontare bene, perché giustamente chi ci segue dall'area del Vicentino deve sapere cosa si fa concretamente, però parlando di donne voglio allacciarmi a questa cosa che state facendo, cioè lo sportello antimolestia. Sì. Come è nato, come funziona, di che cosa si tratta e in che termini vede coinvolte le persone anziane? Allora, lo SPI è stato tra i promotori all'interno della Camera del Lavoro di Vicenza nell'apertura di questo sportello molestie, contro le molestie naturalmente, molestie rivolte alle donne, rivolte ai giovani, rivolte alle persone omosessuali, perché purtroppo nei luoghi di lavoro è presente questo tipo di problema, molestie, stalking e anche violenze. Lo SPI come c'entra? C'entra perché intanto ha dato un sostegno fattivo alla partenza del progetto, e poi anche quelle che sono i nostri recapiti nel territorio, laddove si presenti situazioni che si capisce nessuno viene mai a denunciare una molestia direttamente, è molto difficile, e quindi ci deve essere la sensibilità nel capire che la persona che hai davanti ti sta chiedendo non quello che ti sta chiedendo, ma un altro tipo di aiuto. E quindi il lavoro che poi fanno le nostre collaboratrici, i nostri collaboratori nello SPI, nel territorio, è anche quello di poi riportare tutto all'interno dello sportello e delle persone che poi effettivamente se ne occupano. Sono frequenti i casi di molestie che poi anche degenerano, quindi anche di intolleranza sotto questi profili, e come reagiscono le persone? Cosa dovrebbero anche fare? Il che cosa dovrebbero fare è rivolgersi al sindacato, rivolgersi a chi le può aiutare. Noi siamo in contatto sia con Donna Chiama Donna e con anche la questura, perché alcune volte deve intervenire anche la questura. Sono purtroppo frequenti. Il fatto è che è difficile farle emergere, perché c'è una sorta di pudore, c'è la vergogna, che purtroppo c'è ancora il senso di colpa, nel senso: che cosa ho fatto io? Tu non hai fatto nulla, è la persona che hai davanti che è sbagliata, ma serve anche una crescita culturale, credo, importante, e quindi accanto a questo ci deve essere anche una formazione nelle scuole tra i giovani. Voi cercate anche, come SPI, che vi occupate di questo, delle volontarie che si diano da fare, oppure siete già strutturate? Siamo strutturate con volontarie. Quindi c'è sempre bisogno di... naturalmente serve una preparazione, non è facile gestire questo tipo di situazioni, sono molto pesanti e i vissuti sono veramente in alcuni casi tragici, per cui non è nemmeno facile fare lo sportello.
Oltre allo sportello antimolestie, antiviolenza proprio che si è sviluppato con il vostro contributo, cos'altro avete fatto? Allora, lo SPI, come in tutte le province, ha come mission quella di occuparsi della tutela individuale e della tutela collettiva delle persone, quindi la tutela individuale è quella che mettiamo in atto tutti i giorni nei confronti dei pensionati che si rivolgono a noi per avere informazioni sulla propria pensione o anche per reclamare quei diritti che sono tali ma che se non li chiedo non li ho. E quindi anche qui ci sono delle persone negli sportelli che rispondono, hanno avuto un'adeguata e approfondita informazione, anche molto bravi, e riescono a dare delle risposte, per esempio la questione della 14ª, piuttosto che degli assegni familiari, piuttosto che di tutta una serie di cose che se non trovo nella mia pensione le devo avere, e grazie allo sportello SPI riesco ad ottenerle. Solo lo scorso anno abbiamo recuperato circa 90.000 euro per i pensionati vicentini. Sono tantissimi 90.000 euro? Sono tantissimi. Dove erano principalmente le problematiche? Quindi quali sono state le questioni critiche che avete dovuto affrontare? Questo serve magari per chi ci ascolta, che ha dei dubbi, che non si è fatto verificare la pensione per andare a farsela controllare. Allora, la prima è stata la mancato, in alcuni casi, riconoscimento della 14ª. Nel senso che con l'accordo con il governo Renzi poi Gentiloni è stata data ad una fascia ampia di pensionati la possibilità di avere un'integrazione al reddito, cioè una mensilità in più. La 14ª viene erogata a luglio, non a tutti, pur avendone diritto, era stata erogata, e quindi si è dovuto rifare questa richiesta per averla, pur avendo le condizioni di reddito e quant'altro. Lo stesso vale per gli assegni familiari, che vanno sempre richiesti. Poi per esempio se io sono a una pensione, sono non autosufficiente, ho diritto ad avere il riconoscimento degli assegni familiari. Molte persone non lo sanno, e quindi anche qui una campagna informativa anche da farsi anche nelle case di riposo, dove c'è la maggior necessità e anche la minor conoscenza. Situazione delle case di riposo e quindi di non autosufficienza, com'è il territorio? La situazione della non autosufficienza a Vicenza è seria, molto seria, come nel resto del Veneto e del paese. A Vicenza ci sono circa 30.000 persone che sono non autosufficienti, sono molte. Queste persone, purtroppo, gran parte di queste persone non hanno accesso alle impegnative di cura, nel senso che la Regione Veneto non ha aumentato le impegnative di cura, il che significa che i familiari devono pagare gran parte della retta delle case di riposo, con delle spese che sono per le famiglie molto spesso insostenibili. Non esiste una legge sulla non autosufficienza, ed è il motivo per cui nei prossimi giorni e nei prossimi mesi lo SPI sarà in piazza per... Quindi manifesterete per questo? Manifesteremo per questo. Non c'è stato uno stanziamento, non era stato previsto qualcosa a livello regionale, nazionale, poi regionale? Allora, i fondi sulla non autosufficienza vengono sempre tagliati. La Regione Veneto ha una legge sulla non autosufficienza, anche bella, ma non è finanziata, quindi una legge che non è finanziata è una legge che non esiste, una legge non adeguatamente finanziata, e questo si scontra poi con la difficoltà anche che la Regione Veneto ha nel non avere una legge sulle IPAB. La aspettiamo da circa un centinaio d'anni, ed è un grossissimo problema, ed è un grossissimo problema anche la mancanza di servizi intermedi tra l'ospedale e la casa di riposo, di accoglienza delle persone che hanno problemi. Può essere anche un'invalidità temporanea all'uscita dall'ospedale, non ci sono i posti letto sufficienti. Questa è di una gravità inaudita. Inaudita. Quando è nata l'azienda Zero, la Regione Veneto disse all'epoca: meno posti letto, più territorio. Questa cosa non sta succedendo, diminuiscono i posti letto, non crescono i posti nel territorio. Il problema del territorio qual è? È che non è stato trovato il famoso accordo con i medici di base, oppure gli infermieri coinvolti, sono tutta una serie di situazioni. Qual è il vero nodo per quel che vi riguarda nel vostro territorio? I problemi sono parecchi. Intanto non c'è stata una pianificazione, questo a livello nazionale e regionale, sulla professione medica. Quindi con quota 100 poi peraltro una serie di medici andrà in pensione, un numeroso... Alcuni sono stati richiamati però... Sì, ma si richiamano i pensionati, anche qui sarebbe ampiamente da discutere sul come un paese programma il proprio futuro. Quindi questo è un primo grosso problema. Mancano le strutture intermedie, i posti letto nel territorio, manca anche una
politica su cui lo SPI e i pensionati in generale hanno sempre puntato molto, che è quella delle medicine integrate. Le medicine integrate nel territorio, cioè i medici che si mettono assieme per fornire un servizio che sia il più ampio possibile e che abbia una funzione sia di cura ma anche di prevenzione. Questa cosa nel territorio vicentino c'è solamente in una parte del territorio, che è il distretto, quello che una volta era l'ULSS di Schio-Tiene. Nel resto del Vicentino non c'è, e la Regione Veneto nell'ultimo piano sociosanitario non punta su questo. Quindi c'è un problema di fatto esistente. C'è un problema molto grosso esistente, molto grosso. Sì. Per quel che riguarda la sanità sempre, qui abbiamo parlato sociosanitario, sì. La sanità invece in senso tecnico proprio, ci sono delle altre problematiche? Beh, allora, diciamo che come succede in gran parte del Veneto, e questa è una fortuna, noi abbiamo una sanità che è ancora considerata di eccellenza nel caso delle acuzie. Quindi quando io ho un problema serio mi rivolgo ad un ospedale, penso all'ospedale di Vicenza piuttosto che di Schio, di Sant'Orso e di Bassano, e ho cure che per adesso sono adeguate. Il problema è che cosa succede il giorno dopo che mi hanno operato, o il giorno dopo che quando ho superato... c'è la famosa dimissione. La dimissione o anche la convalescenza, nel senso che poi mancano quelle strutture che riescono a far sì che io possa poi rimettermi, e anche la mia famiglia, perché parlo per esempio delle persone anziane. Se non c'è una struttura che accoglie e che aiuta le famiglie diventa veramente difficile andare avanti. Ci sono molti anziani da soli e le pensioni medie che pensioni sono? Allora, la maggior parte dei nuclei degli anziani sono nuclei monofamiliari, quindi ci sono molti anziani da soli. Peraltro questo problema probabilmente andrà sempre più aggravandosi nel momento in cui le famiglie diventano sempre più piccole, quindi è anche una questione sociale. Il reddito medio delle pensioni vicentine è abbastanza basso, è intorno ai 1.100 euro lordi per i maschi, circa sugli 800 per le donne. Quindi c'è questo divario. Sempre lordi. Lordi. Quindi è difficile fare conti alla mano. Abbiamo segnalazioni di persone anziane che hanno smesso di curarsi e hanno smesso di mangiare in maniera appropriata. Questo sembra una stupidaggine, ma invece ha molto a che fare con la prevenzione della propria salute, con la prevenzione sul come posso vivere meglio l'età più avanzata. Che iniziative fate per essere di supporto a queste persone? Cosa riuscite a fare? Quindi che cos'è lo SPI CGIL, le vostre sedi presenti nel territorio provinciale di Vicenza? Beh, intanto è un punto di, anche questo non è banale, è un punto di ascolto, nel senso che molto spesso le persone vengono da noi anche per parlare. Non è una cosa banale l'avere un posto in cui posso andare a raccontare come sto e quello che mi sta succedendo. Poi laddove è possibile ci si fa carico di quelle che sono le necessità delle persone. Una cosa che ci piacerebbe aprire nel corso di quest'anno è una sorta, non è il nome preciso, quello dello sportello sociale, ma una figura di riferimento che riesca ad indicare alle persone anche dove rivolgersi, perché purtroppo anche laddove ci sono delle strutture di aiuto, le persone che sono più deboli e più in difficoltà a queste strutture di aiuto non riescono ad accedere. Come mai? Mancata conoscenza e difficoltà di venire a sapere che cosa succede, è tutto molto complicato. È il problema della diffusione, della conoscenza, della comunicazione. Cioè, ci ritroviamo nell'era della comunicazione, però poi alla fine mancano gli elementi di informazione. Perché è un'era della comunicazione che è rivolta ad una particolare categoria di persone, ma che esclude completamente un'altra categoria di persone. Le persone più anziane hanno molta più difficoltà, logicamente, ad accedere ai sistemi informatici o ad avere certi tipi di notizie, per cui fondamentale diventa la nostra presenza nel territorio con iniziative che possono essere pubbliche, di informazione, anche in collaborazione soprattutto con Federconsumatori, o anche proprio negli sportelli dedicati. Siamo arrivati al termine. Un consiglio che si sente di dare agli anziani del territorio vicentino, ma che poi sappiamo può essere esteso un po' a tutti i territori provinciali, con la sua esperienza? Credo che lo stare insieme sia
la cosa fondamentale, lo stare insieme e l'aprirsi anche agli altri. Una cosa che ci tengo a dire che fa lo SPI di Vicenza è quello di collaborare con le scuole e quindi anche la possibilità di avere a che fare con i più giovani. Noi facciamo una collaborazione molto stretta con alcune scuole sui campi della legalità antimafia. La possibilità di incontrare i giovani, di aprirsi, di stare insieme, forse è quella cosa che ti toglie dall'aspetto più terribile che è quello della solitudine. Quindi condividere esperienze, stare insieme con gli altri, sforzarsi un attimo e poi il fatto che si vengano sensibilizzate le scuole, che magari ci possa essere un incontro. Infatti, questo è il senso di mettere insieme le generazioni. Io la ringrazio di essere stata qui con noi, grazie ai nostri telespettatori come sempre di averci seguito, vi lascio adesso pubblicità, poi ritorniamo insieme con un'altra parte della nostra trasmissione. A dopo.